comunicazione di servizio, tra 2 minuti, quindi con gli organizzatori, inizieremo questo box party anno 2023, box party che ritorna alla Sperry Fight Club dopo il grande successo dell'anno scorso, con una grande manifestazione pugilistica, la prima di una lunga serie in questo 2023. Grazie. Quindi ovviamente invito i pugili, tutti gli addetti ai lavori, a prepararsi, a prendere posto nei rispettivi settori e poi inizieremo con il primo match. Sì, sì, bravo. Come prima era meglio, come prima. Sì. Prova, prova. Prova, prova, sì. Prova, prova, sì, sì, ok? Già meglio così, già meglio. Perfetto. Dai, proviamo così. Allora invito, siamo alla fine della musica, grazie, iniziamo con il primo match, quindi invito i pugili e allenatori tecnici a avvicinarsi a bordo ring. Dobbiamo fare anche un minuto di raccoglimento, quindi vi dirò anche al momento dell'avvicinamento dei pugili la motivazione e il personaggio che dobbiamo ricordare. Andatevi ai rispettivi angoli, grazie, ci fermiamo un minuto. Allora ricordiamo la prematura morte, la mancanza dell'ex presidente della Federazione Pugilistica Italiana, Alberto Brasca, presidente della federazione dal 2013 al 2016. Un minuto di silenzio terminato. Alberto Brasca, che è la terra di sia lieve, riposa in pace. Bene, diamo inizio al primo box party targato, griffato Sperry Fight Club di Bussolengo. Primo match sul ring saranno impegnati gli alfieri Martari della box Badalotti e Varna Kulisa Rija Joel dell'Arena Box. Con Sciolilingo questo qua, primo match di questo pomeriggio pugilistico qui a Bussolengo, ricordo, griffato, firmato da Sperry Fight Club. Ritorna questo box party dopo il successo dell'anno scorso, del 2022, ci sono stati parecchi box party che hanno riscosso appunto grande interesse, grande passione e grande affluenza di pubblico.
Vedremo chi dirigerà questo combattimento, questo match. Primo dei 9 previsti, 9 combattimenti di box olimpica. Questo match previsto sulla distanza delle 3 riprese del video di ciascuno. Attendiamo i pugili sul quadrato che verrà di questo primo match. Sometimes we choose to be unaware. You see, we live in a racist society. It is not enough not to be racist. Allora, facciamo l'applauso ai 2 pugili che daranno vita al primo match. Pugilato junior chilogrammi 60, 3 riprese da 2 minuti ciascuno. To be free of racism, you are instantly, immeasurably strong. Because anti-racism is a commitment to fight racism, to fight it wherever you may find it, including yourself. Correndo di attesa per essere pronti per il primo match. Prima ripresa. Primo match, primo round, primo match, è arrivato giusto. Top! Un'altra volta siamo a Milano a fare i campionati italiani. In Francia, quindi avevamo fatto no, metti buona. E dico no, cioè il menù sugar, coca e anche patate. Praticamente mi sono svegliato 5 round è stata prima in casa sua pareggiato, il secondo
C'è una. Da così termina la prima ripresa. Ricordiamo alcuni sponsor, ufficiali ovviamente con Ortofrutta, Latte di Giulietta, Società Cooperativa, Banca Generale Private Banking, Pastificio Mesani, Verona Motori Jaguar Land Rover, Parolino Gioventù, SPA. Attenzione, fuori in secondi. Seconda ripresa. L'unico destro, Ciao Miki! E da così termina la seconda ripresa. Per il secondo match vedo prepararsi Kevin Paceco della pugilistica scaligera e Adrian Tabigia dell'Arena Box. Saranno protagonisti del secondo combattimento di questo pomeriggio pugilistico sportivo qui alla Sperry Fight Club. Attenzione, fuori in secondi. Terza ed ultima ripresa. Vai Michele! Non so io, l'hai portato?
Centro, vai avanti. Dai, tiri su la mano destra. Dai, 1, 2, gaccio. Dai, fai combinazione. Tieni lì, ora. Preciso, vai tu. E termina così il match prima di questo pomeriggio pugilistico. Direi mandare box Barbarosti, Joel, Vanna e la Surigia e la box. Proprio il verdetto finale conosceremo l'esito di questo match. Bene, diamo il pugile al centro ring per il verdetto finale, grazie. Bene, dopo il verdetto vince all'angolo rosso Mihail Pavlovati, dopo quella preso l'angolo al piede della gara box Joel Vanna sulla Surigia. Abbiamo anche l'onore di avere in sala il presidente del comitato regionale Veneto, Patrizia Guidi, al quale facciamo un applauso, grazie Patrizia Guidi. Secondo match, secondo combattimento, questa volta 3 riprese da 3 minuti ciascuna, saliranno sul ring Kevin Paceco, pugilista Scaligera, e Adrian Tavicia della Arena Box. E doverosamente, nello scontato, abbiamo il vicepresidente Ilario Finotti, facciamo un applauso anche di Ilario Finotti, anche lui dinamico, operativo, nell'ex pugile ovviamente, questo grande appassionato conoscitore di box. Federico dirige questo match, 3 pugili possono salire sul ring, Kevin Paceco, pugilista da Scaligera, attendiamo anche Adrian Tavicia, box, 3 riprese da 3 minuti ciascuna, questa volta sono Yuk al limite di chilometri 64. Adrian Tavicia Arena Box. C'è una riunione di nuovo qua vicino, ultimi preparativi ai rispettivi angoli, il secondo combattimento, il secondo fight, un match di Barcellona, grande pomeriggio pugilistico qui alla Sparring Fight Club, oramai un classico pomeridiano, iniziato l'anno scorso e quest'anno il BIS si ripropone sempre qui verso la palestra della Sparring Fight Club. Grande partecipazione anche di pubblico, match ovviamente interessanti, quindi uno sport per il pugilato, quindi vedremo solamente male.
italiano. Scary Fight. Pronti per il secondo match, raccomandazione di rito da parte di Giovanni e Federico, l'arbitro e il referee di questo match. 3 riprese, 3 minuti ciascuna. Si sfideranno sul ring Kevin Pacheco ed Adrian Dabici. Prima ripresa. Puoi fare un po' di fai come ne ho appena richiamati perché non sono Termino così la prima ripresa. Ricordo altri sponsor, amici collaboratori appassionati di box, amici nostri fan club, Vittoria Assicurazioni Rocca Bianca, Marmi Oliosi, Carrozzeria Speri, Officina Cailotto, Impresa Edile Cono Michele, Chiaro Gruppo Free to Change, Canestrari Serramenti, Antincendi, un speciale ringraziamento anche alla Croce d'Europa e Reclam 85. Attenzione fuori il secondo. Seconda ripresa. Devi lavorare per tutta la vita, se non puoi stare male, non si deve per lavorare. Vai in studio un'ora prima che arrivi noi, anche 2 ore.
Materassi insieme, con calma, quando arrivano già Prima ha detto questo qua, ma arrivano dell'altro, ma adesso hai visto, sì. prima ha detto questo. Prima ha detto sono o non sono loro? Aveva visto lei? Siamo invecchiati. No. Sei sempre forte però, Devo andare avanti. Ma segnale che fine ha fatto? Basta. Quando gli hanno fatto la foto, un colpo rimane è il primo anno, poi facciamo l'altro, vediamo se il secondo anno. Prossimo sono Junior. Finisce così la seconda ripresa. Per il terzo match, terzo combattimento del pomeriggio sportivo, invito a prepararsi Cristiano Varotto, Cuba Box e Vittorio Zanatta della camiseta, amici della box, grazie. Non ho neanche l'ala che... Ovviamente ricordo anche i DJ Savoia che in scena mixa alla grande con musica, con ottima musica. Facciamo un applauso anche a DJ Savoia, grazie. Sempre presente l'anno scorso in questo box party organizzato dalla Spirit Fat Club. Attenzione, fuori in secondi. Era terza ed ultima ripresa. Poi non c'è nessuno che chiede. E poi non c'è neanche il
facciamo in palestra, sempre, tutti i giorni. No, li picchiamo, Insomma, siete lì per i vostri colleghi. d'altronde è una gerarchia, sai, noi siamo passati. Tocca a loro, praticamente. Ah no, guarda. Vabbè, ma anche noi abbiamo Un metro in meno, per carità, il campionato. ma anche noi tutti i nuovi, quelli della vostra generazione, Termina così questo drammatico match tra il Gremio Paceco e l'Andrea Parigi, rispettivamente protagonisti del Parigi e dell'Arena Box, e poi per il finale. Comunque già anche le medaglie per i due pugili, sono molto belle queste medaglie, i pugili consegnate, volute da Sperry Fight Club, commissario pronto. E abbiamo i cartellini, quindi tra poco daremo il verdetto, quindi chiamo i pugili a centro ring e centro quadrato per ricevere appunto il verdetto conclusivo e finale. Grazie. ce l'hai qua se vuoi, vedi tu se lo vuoi stare più vicino in vez di verticale. Siccome che dopo non Quando vuoi, rimane andiamo. Bene, diamo il verdetto, vince all'angolo rosso Kevin Paceco, pugilista mascolino. Già dato per applauso il suo avversario antagonista Adrian Davice dell'Arena Box. Bene, passiamo alla categoria junior. Attendiamo sul ring Cristian Marotto della Cuba Box e Vittorio Zarata della camisetta amici della Box. Poco anche salire sul ring il referee, l'arbitro di questo match, di questo combattimento. Rauli dirigeva questo match. Andiamo i pugili sul ring, riporto Cristiano Marotto Cuba Box e Vittorio Zarata camisetta amici della Box. Pugilato junior al limite dei chilogrammi 60. Vittorio Zarata camisetta amici della Box all'angolo blu e Cristiano Marotto della Cuba Box. 3 riprese da 2 minuti ciascuno.
Bene, siamo pronti per il terzo match. Cristiano Varotto opposto a Vittorio Zanatti. Prima ripresa. Vai Cri! Vai Cri! Continua! 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 Vai Cri! Dai! E così a prima ripresa. Ricordo ancora Buon Ortofrutta, la Vigilieta Società Cooperativa, Banca Generale Private Banking, Pastificio Vesani, Verona Motori, Jaguar Land Rover, Parolini Gian Antonio SPA, Vittoria Assicurazione, Rocca Bianco. Attenzione, fuori in secondi. Seconda ripresa. Dai! Dai! Tienilo! Tienilo! Destro! Destro! Dai! Dai ancora! Ancora! Dai! Dai! Dai qua dentro! Dai qua dentro! Dai ancora! Ancora! Vai Cri! Destra! Viva!
E ancora! Vai Vittorio! Vai Vittorio! Finisce così la seconda ripresa. Prossimo combattimento, quarto in ordine cronologico. Invito a prepararsi Diego Saba dello Sparring Fight Club e Dino Agnolini della Box Padalotti. Va! Attenzione, fuori in secondi. La terza ed ultima ripresa. Vittorio! Metti il destro! Anticipa! Vai Cri! Vai avanti! Metti il destro. Sulla guardia, Cri! Metti il destro! Destro. Vai! Vai Cri! Destro. Sulla guardia! Bello, vai! Vai Cri! Destro. Vai, vai! Subito! Vai Cre! Vai Vittorio Lamona! Su! Vai Cri! 4 colpi! Destro. Tienilo! Vai Vittorio! E termina così questo combattuto match tra Cristiano Ronaldo e Dino Box. Bravo! Mi sembra amici della Box. L'applauso e scena aperta per i due pugili meritati. Tra poco non vedo finale. 2.118 euro. Bene, abbiamo già i cartellini consegnati nelle mani del commissario di riunioni che destina al signor Cristina Todiello, quindi invito i pugili al centro ring per venire e ricevere il benvenuto conclusivo e finale. Grazie. Sono già state consegnate. Bene, abbiamo il verdetto, c'è pronto, vince l'angolo blu, Vittorio Zanni. Grande applauso anche a Cristiano Ronaldo, protagonista e alfiere della Cuba Box. Allora vorrei ricordare anche che questo quarto match sta per essere venuto diretto in quarto di questo pomeriggio sportivo pugilistico. Dopo il quinto combattimento, quinto match, avremo una pausa, un intervallo di 15 minuti. Grazie, quindi dopo il quinto match, intervallo di 15 minuti. Rodaro sul ring
referee arbitro di questo match. Il quarto combattimento, pugilato elite al limite dei chilogrammi 69. Attendiamo sul ring Diego Sabas per il Fight Club e Divan Angolini della box Badalò. Divan Angolini, box Badalotti. Diego Sabas per il Fight Club. Ricordo è pugilato box elite, limite chilogrammi 69, ritorniamo alle 3 riprese di 3 minuti ciascuno. Rotano a dirigere questo quarto combattimento. Si sfideranno sul ring Diego Sabas e Divan Angolini. Ultimi preparativi ai rispettivi angoli, poi siamo pronti per questo match. Raccomandazioni da parte dell'arbitro, del referee, e siamo pronti al quarto match. Diego Sabas, Divan Angolini. Vai Diego! E la prima ripresa. Stai lì, che non lo sai! Vai Diego!
Ferma così la prima ripresa. Vorrei ricordare che Vittoria Assicurazioni e Rocca Bianca, Marmi e Riosi, Carrozzeria Speri, Officine Cainotto, Impresa Edile Coro Michele, Chiaro Gruppo Free to Change, Benestari Serramenti e Castagna Antincendi. Ringraziamento particolare a questi amici della Speri Fight Club, nonché sostenitori e sponsor ovviamente. Attenzione, fuori i secondi. Seconda ripresa. Da consigliare la seconda ripresa. Prossimo combattimento, quinto in ordine cronologico di questo pomeriggio sportivo pugilistico qui alla Speri Fight Club. Invito a prepararsi Divine Ozigbo, Cuba Box e a Sbaia e Lassan della Box Academy Sassuolo.
Attenzione, fuori in secondi. Dai, va, convinto! Terza ed ultima ripresa. Dai, va! Dai, Diego!
Bene, pronti per il verdetto, abbiamo i cartellini consegnati al commissario Cristina Tagliello, medaglie anche da consegnare i pugili delle splendide, bellissime medaglie offerte da Speri Fight Club. Ricordo dopo il prossimo match che qui dovremo una pausa, un intervallo di 10 minuti, un quarto d'ora, grazie, quindi cercate di regalarlo un attimo. Bene, abbiamo già detto, vince all'angolo blu Ivan Agnolini. Bravo applauso a Danilo Saba per il Fight Club. Bravi Ivan e Diego. Passiamo al quinto match, quinto combattimento box elite, chilogrammi 73 limite, quindi saliamo di peso di categoria. Vediamo chi dirigerà questo match. Giovanni e Federico, il referee in ambito di questo match. Lo teniamo sul ring Divine Ozimo, Cuba Box, e Anassan Asmaia Box Academy Sassuolo. Quinto match, girato l'Inter limite chilogrammi 73, 3 riprese da 3 minuti ciascuno. A dirigere Giovanni. Federico. Dai, Astro, dai! Vai Divino! Prima ripresa. Dai, Astro! Bravo, Salvo! Concentrato, dai! Bravo, Astro! Vai Divino! Vai Divino! Dai, Astro! Dai, Astro! Lavora, dai!
Asso! Dai! Vai Divino, vai! Vai! Concentrato! Vai Divino! Dai! Vai spicciato! Termina così la prima ripresa. Ricordo dopo questo match 15 minuti e un quarto d'ora di pausa di intervallo, grazie, quindi sappiate regolarvi, 15 minuti di pausa dopo questo al termine di questo match. Attenzione, fuori in secondi. Seconda ripresa. Vai Asso! Dai! Vai Divino! Vai Asso! Vai! Vai Asso, dai! Asso il tronco! Muovi il tronco! La bolla Asso, la bolla! Vai Divino! Vai, avanza! Dai! Vai Divino! Ce ne dà una! Dai Asso! Dai! Dai che stai, Gozzo, dai tutto! Dai Asso! Lanciatelo, dai! Dai Asso! Dai Asso! Dai Asso! Vinci! Dai che non ce la può più, Asso, dai! Asso, tira fuori le palle! Lavora anche sotto, lavora anche sotto! Asso, tira fuori le palle! Vai, vai, vai! Dai tutto adesso, Asso, dai tutto! Vai, vai! Vai, vai! Schiva rientra! Vai Asso! Lavora anche sotto, Asso, lavora anche sotto! Termina così la seconda ripresa. Vai Asso!
Attenzione, fuori in secondi. Asso vuoi più, Asso! E la terza ed ultima ripresa. Asso, è l'ultimo, dai, è l'ultimo! Non lo lascia lavorare! Non lo lascia lavorare, Asso, non lo lascia lavorare! Bravo Divino! Lo vedi Asso, lo vedi, dai! Esci, vattene! Asso, sveglia, Asso! Accenditi! Accenditi! Dai, San, dai! Accenditi! Vai, vai! Vai, vai, Asso, dai, dai, dai! Andiamo a lavorare, che è gli ultimi sforzi, Asso, che è l'ultima, dai! Fiamma accesa, Asso, fiamma accesa! Vai, vai, entra, entra! Vai, vai, vai! Chiudi l'angolo e massa, dai! Sotto, lavora qui sotto! Anche su lui non si dice! Vai, vai, San! Lascialo buttare, lascialo buttare! Continua! Bravo, vai Dino! Eccolo lì! Lo vedi che non ce la fa più, vai, 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 senza paura! Dai, Aslan! Asso, gli ultimi sforzi, dai, Asso, dai tutto, dai, vai, 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 uscire tutto, Asso! Fai uscire tutto! E dai così il match sarà il final di gioco da match e prossimo questo è il Sassuolo Dolce Vita il momento finale, poi avremo un quarto d'ora, 15 minuti di pausa di intervallo, poi riprendere il match, quindi poi il pomeriggio sportivo concertistico con il sesto match tra Mattia Lazzaretti e Radio Farà. Bene, pronti? Una medaglia a consegnare, cartellini e verdetto finale, quindi i pugili al centro ring, medaglia stretta di mano ovviamente, ultimamente perché contendenti i tuoi avversari, abbiamo i cartellini, quindi siamo pronti, sì, un attimo di attesa, Giovanni tranquillo. Pronti anche per i fotografi, l'immagine. Bene, abbiamo il verdetto, vince all'angolo blu Bravo, Stan! Bene, 15 minuti di pausa, grazie. Potete trovare bibite, giustamente, tutto, quindi sarà da giocare per infocinare e poi riprenderemo per il sesto match.
Ciao ragazzi, ci vediamo dopo, finita